Gentile pubblico, buonasera. Siculiana è al centro di una lunga e notevolissima storia, a volte poetica e romantica, ma pur sempre calda e umana. Numerosi furono gli sposalizi ed accordi nobiliari celebrati nel castello di Siculiana, incoraggiati da un'antichissima credenza che vuole benedetti dalla provvidenza i patti conclusi sulla rocca di Siculiana. Un tuffo nella storia a Siculiana, questo quanto messo in scena sabato sera il corteo storico Le Dame di Costanza a cura del gruppo storico ASD La Danza di Sciacca con la direzione artistica di Aurelia Lalicata, a seguire la performance teatrale Lo Sposalizio Benedetto con Giovanni Moscato e Anna Grazia Montalbano e Camillo Mascolino, lo spettacolo degli sbandieratori di Caccamo. Nell'occasione è stato anche inaugurato il percorso storico turistico Lo Sposalizio Benedetto, Costanza e Brancaleone e Doria. La manifestazione è stata organizzata nell'ambito del progetto Siculiana Città degli Sposi, promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco e altre associazioni del territorio. Era necessario ed è necessario una grande rigenerazione culturale e questa parte appunto dall'arte, dalla cultura, dalle tradizioni, e quindi l'importanza è ripartire. Stasera è uno spettacolo, ma è anche un punto di partenza importante per la nostra comunità, perché da qui in poi si aprono scenari completamente nuovi e diversi. Ci siamo affidati ad una nostra ragazza, ad una nostra illustratrice di Siculiana che non tutti conoscono, perché lei lavora molto con l'Inghilterra, ma è una che ha dimostrato, e stasera chi seguirà il percorso se ne accorgerà, un grande talento, e sono fiero di lei. Ci dica il nome, sì. Rosaria Costa, e vorrei che si alzasse un attimo. Lei, Rosaria, un applauso a Rosaria Costa. Prego. Però lei ha fatto davvero un lavoro straordinario. Accanto a lei devo ringraziare tante persone perché siamo partiti da un'idea e oggi questa idea diventa una realtà, il che significa che è possibile fare le cose. Naturalmente c'è una squadra dietro, da Toto Schembri, Toto Guarraggi, Norina Vento, Vito Salvaggio, il nostro Giuffrida che ci aiuta sempre, Daniela Gambino, adesso dimentico poi qualcuno. Ti sei dimenticato me, immagino. Naturalmente te, poi gli assessori di Nolfo, Piazza, in particolare i due, tutta la giunta, e poi naturalmente tantissimi altri. Naturalmente ringrazio anche gli espositori, vi invito anche subito dopo il corteo a visitare le nostre mostre, perché è appunto attraverso l'arte che noi vogliamo crescere e cambiare. Quindi da Palazzo Agnello alla biblioteca, qui alla Torre dell'Orologio, c'è la possibilità di visitare delle mostre davvero straordinarie. Quindi Siculiana si apre una nuova stagione con la storia, ma è molto proiettata al futuro. E siamo contenti di Quindi tutto questo. mi auguro che sia per tutti voi una bella serata. Vi ringrazio per essere qui a condividere con noi questo grande momento. Lasciamo spazio all'arte. Lasciamo lo spazio alla danza e al teatro. Il gruppo storico dell'associazione La Danza di Sciacca vi propone Le Dame di Costanza, quadro di danze storiche che si riallacciano alla tradizione del territorio. La cerimonia del matrimonio iniziava a casa della sposa, dove si formava il corteo che guidava la sposa per tutta la città fino alla chiesa. Spesso con tanto di musici, artisti e gruppo di fanciulle che spargevano petali di fiori.
parte di un progetto di riqualificazione sia per quanto concerne il centro storico, quindi da un punto di vista urbanistico, ma anche da un punto di vista culturale. Vogliamo partire dalle nostre radici per costruire un nuovo sviluppo turistico che abbia proprio nelle radici la proposta turistica di qualità. Stasera è una serata straordinaria, inaugureremo le installazioni artistiche all'interno del nostro centro storico e quindi abbiamo coniugato in qualche modo la riqualificazione urbana con l'arte e questo ci consentirà sicuramente di aprire nuovi scenari, perché accanto a questo abbiamo l'Agola dell'Arte e tantissime altre iniziative, perché Siculiana ha tutte le qualità per potersi sviluppare. Naturalmente gli interventi li abbiamo già fatti sia nel Borgo Marinaro e adesso puntiamo su Torre Salsa, perché sono le 3 punte su cui noi contiamo perché davvero lo sviluppo possa diventare una realtà. Oggi è una giornata straordinaria, davvero storica, perché siamo partiti da un'idea, da una visione e finalmente questa idea e questa visione si realizza attraverso questa serata straordinaria con un pubblico attento, e sono contento di tanta partecipazione perché ci fa ben sperare e questo ci dice che forse questo progetto è davvero un buon progetto che può veramente rendere Siculiana città degli sposi, ma anche una cittadina da vedere e da vivere. Donde venite? È l'amore quello che cercate? O forse sigillar quello che già avete? Di qualsiasi origini o ceto vi freggiate, sostate con umiltà in queste contrade. Noi vi diamo il benvenuto orgogliosi, udite, udite, nella città degli sposi. Qui si narra l'unione di Brancaleone, Doria e di Costanza, che il fato volle unire in pompa magna. Disponete il vostro animo all'accoglienza, lasciate pensieri tristi e reticenza. La loro storia vi vogliamo narrare, che anche per voi l'amor possa trionfare. Se d'amore invece è il vostro cuore colmo, sappiate che c'è il risveglio dopo il sonno, che di gioia non si muore né di abbondanza, purché non vi inebriate di arroganza. Che siate viaggiatori o semplici passanti, curiosi di fatti, di amori e di amanti, giunti a Siculiana con grande impegno, qui lascerete il vostro cuore in pegno. La storia di Costanza, di leggenda ricamata, reclama le parole per essere raccontata, che ella, ancor giovane, era davvero stanca, chiusa nel nero della sua vedovanza. Il suo cuore, prigioniero dentro un corpetto di pizzo, batteva e ansimava di vita e di vizio e reclamava il birichino, occhi, mani, carezze di cavalieri che il tempo le negava da un lontano ieri. Pensieri maldestri che il confessore con clemenza le perdonava con la dovuta penitenza. Lei ricordava sospirando il tempo andato e la passione vissuta con il suo amato. Consumava gli anni come un calante tramonto, lontana dalla vita che offriva il mondo. Private da feste, balli in grande eleganza, aveva smarrito il sorriso e la baldanza. La serva all'imbrunire arrivò trafelata, col fiato limitato per la lesta camminata. Il battito del cuore pareva un tamburo, fiduciosa di scuoter la padrona di sicuro. Ella venia per portar come l'ape il miele l'annuncio dell'arrivo di un nobil cavaliere. Ei si accingeva a salire al castello col suo destriero e avvolto da un mantello. La donzella, in triste vedovanza, si mostrò turbata e tutto il suo corpo fu preso da una fiammata. Visione di una statua animata, di quella bellezza dall'antica Grecia raccontata. Ella cercò l'aria come Ulisse la sua patria e svelta si recò all'inferriata e tra il ferro di antica resistenza tornò ansimante e giovane donzella. Non si curò del suo nero vestire quando sentì i passi
del Brancaleone salire e gli occhi si puntarono come guidati dal fato, che malandrino lo sguardo lor avea incrociato. E quella vista parlò di poesia e di canzoni, dopo anni senza tempo né passioni. Il genovese non poté più proseguire, fermando il passo e dimostrando ardire. Gli occhi di lei, dietro a quel ferro che era nemico, l'avean piegato e all'amor rapito. Dopo tante vittorie per lui giunse la resa, che dinanzi a tanta bellezza non avea difesa. Per lei la notte era nemica, si rigirava inquieta nella sua stanza, che le esplodeva la voglia che era sopita e di soddisfar l'ardor avea speranza. Fissato l'incontro, violando leggi e veti, non si curarono di tanti occhi dietro i vetri. E per la serva, che era troppo ingombrante, si prodigarono a trovar ad ella l'amante, il buon amico e giovan cavaliere, compagno d'armi e di avventure, a cui la serva avea buttato l'occhio, sarebbe stato complice d'un amor farlocco. Attesero le ore dell'imbrunire, quando il sole s'era ormai placato, e spinti entrambi dal piacere, si impresentarono puntuali al luogo concordato. Com'era già studiato in previsione, la serva si abbandonò voluttuosa all'occasione. Volendo la padrona ella emulare, si concedette l'amore senza esitare. Costanza, che fan di Siculiana, città degli sposi. Lei era bella, nonostante la notte inquieta, e ammirava il ricamo d'oro del suo vestito, che ansiosa di diventare sposa, ella stessa con gran solerzia avea cucito. Ad assistere il vestimento c'era la serva, con l'animo ora d'ancella, ora da padrona, che da fanciulla umile e sottomessa or s'atteggiava come in convento la badessa. Il genovese, di lignaggio fiero e antico, era già parato nel suo abito sontuoso. Si preoccupò di provar la sua andatura studiando un passo fermo e fare premuroso. A fianco di lei era ora lo sposo, che il corteo s'era già avviato,
con cavalieri e dame imbellettate, giunti per l'occasione da tutte le contrade.
già arrivato.